Revocato lo sciopero degli operatori ecologici di Agrigento che giovedì prossimo 21 giugno avevano annunciato di voler incrociare le braccia in segno di protesta. A comunicarlo formalmente con una nota sono state le sigle sindacali di categoria CGIL, CISL e UIL. Decisiva è stata la decisione del Comune di Agrigento di stornare una parte dei risparmi ottenuti con la raccolta differenziata per creare dei servizi aggiuntivi, come il ritiro giornaliero dell'umido per le utenze di ristorazione. L'avvertenza dei lavoratori impegnati nel servizio di igiene ambientale del Comune di Agrigento, si legge nella nota, ha avuto un primo successo, in quanto si è raggiunto un accordo per implementare le attività con servizi aggiuntivi che dovrebbero garantire supporto ai lavoratori ed efficienza del servizio. E intanto l'assessore comunale all'ecologia Nello Amel ha fatto sapere in una nota che domani verrà raccolto l'umido e inoltre aggiunge le utenze che lunedì scorso non si sono viste ritirare la carta potranno nella stessa giornata di domani conferire anche il mastello blu della carta e del cartone. L'assessore chiarisce che il calendario della raccolta rimane invariato per tutti gli altri giorni ed in particolare il giovedì quando verrà ritirato l'indifferenziato. L'assessore Amel ricorda infine che tutti i pomeriggi continua il servizio di raccolta dei pannolini e dei pannoloni su segnalazione telefonica all'ufficio ecologia del Comune di Agrigento. E sui disservizi legati al mancato rispetto del calendario di raccolta differenziata per Legambiente ci sarebbe un piano ben preciso. In una nota diramata da Claudia Casa si ipotizza una vera e propria tattica messa a punto per dimostrare che il personale destinato alla raccolta sia insufficiente. E sul versante dei controlli, per quanti si ostinano a non differenziare i rifiuti continuando ad abbandonare i sacchi della spazzatura un po' ovunque lungo le strade cittadine ad Agrigento, verranno inasprite le sanzioni. Nelle ultime ore un commerciante di San Leone è stato sanzionato per aver lasciato sul marciapiede una serie di scatolone di cartone, mentre in zona Monserrato è stato individuato un nuovo trasgressore che, pensando di non essere visto, si è liberato della spazzatura abbandonandola lungo un muro in via delle Egadi. In realtà gli agenti della speciale squadra di vigilanza ambientale su un'autocivetta del comando vigili urbani appostata in lontananza hanno filmato e subito bloccato il trasgressore. Ad oggi la multa può raggiungere fino a 600 euro, ma presto il prezzo da pagare sarà molto più alto.